saluto tutti i presenti e insomma, ringrazio anche io l'Associazione Tradizioni Popolari Serramanna per avermi esteso l'invito. Quello che vi racconto oggi è la mia esperienza nel mondo del folklore, prima come componente di un gruppo folk e poi come appassionato e ricercatore di fonti storiche e letterarie. Ne è venuto fuori un libro, quello che vi ha annunciato Dolores. La mia ricerca propone un'indagine su appunto tutte le fonti storiche e letterarie, cioè qualsiasi fonte citasse il ballo e l'abbigliamento tradizionale, scusate, la musica in Sardegna, a partire dal periodo prenuragico sino all'Ottocento. Scusate, sino all'Ottocento. Un po' l'emozione. Allora, durante la mia esperienza nel gruppo folk ho vissuto insomma una bella esperienza per 22 anni. In questa esperienza io ho avuto modo comunque di sbagliare, di portare avanti degli errori che ereditavo dagli altri, però ho conosciuto anche quelle che sono le dinamiche dei gruppi folk e come ci si muove all'interno dei gruppi folk, quali sono anche le difficoltà dei gruppi folk, perché non è facile governare un gruppo folk e muoversi all'interno del mercato dei gruppi folk. Dopo questa esperienza io ho chiuso la porta e ho aperto la porta della ricerca. Per 8 anni mi sono, come dire, ho fatto il topo di biblioteca e sono andato a caccia appunto di queste fonti. Qual era il mio intento nel fare tutto questo? Era quello di aiutare i gruppi folk, avere una metodica, una visione diversa di portare avanti il folklore, soprattutto per quanto riguarda il ballo. Come l'Associazione Tradizioni Popolari di Serramanna non mi sono accontentato si via da Icci. Ho voluto scavare oltre, non mi sono accontentato delle barzellette che mi raccontavano a proposito del ballo della croce, il ballo della stella, il ballo del Savardula, eccetera, eccetera. Sono andato oltre e allora cosa ho trovato? Ho trovato quello che insomma vedremo assieme, ho trovato una bella verità, che non esisteva niente di tutto questo. Il ballo si svolgeva in cerchio, al massimo poteva esserci qualche serpentina, qualche riga, le righe, tensioni e le distensioni del cerchio, una coppia che ballava per sé, niente di tutto quello che ci hanno raccontato la stragrande maggioranza dei gruppi folk fino adesso. È ovvio che è un libro che come dire, ha fatto discutere, nel senso che è stato accolto in maniera positiva da alcuni, per altri è stato come la croce per Satana. È risultata sicuramente una pubblicazione scomoda, perché sono andato a puntare il dito su un nervo scoperto, che è quella dell'eccessiva spettacolarizzazione del folklore. Quindi adesso vi invito, attraverso le immagini, attraverso le informazioni, ad un piccolo viaggio, chiamiamolo così, un piccolo viaggio attraverso queste fonti, e poi con molto piacere vi illustrerò una piccola ricerca che ho fatto proprio su Serramanna, perché ho trovato un documento, alcuni documenti che appunto attestano l'uso della danza a Serramanna. E partiamo. Queste sono le primissime fonti sul ballo e sulla musica in Sardegna. Questa è una ricostruzione di un piatto che riproduce 5 figurette in atto di danza, così gli archeologi si esprimono in tal senso. È un piatto che è esposto attualmente nel Museo Sanna di Sassari e appartiene all'epoca prenuragica, quindi stiamo parlando di 5.000 anni fa. Nell'altra immagine invece c'è il bronzetto etifallico, che è stato ritrovato a Itiri, che è esposto al Museo Archeologico di Cagliari, e questo appartiene all'epoca nuragica. Stiamo parlando
parlando di circa 2700-2800 anni fa, ed è una scoperta importantissima per noi sardi. In pochi purtroppo lo sanno, perché ci mette in primo piano a livello mondiale come abili costruttori di strumenti complessi, quali sono le launeddas, sin dal periodo nuragico, e ci mette anche in primo piano a livello mondiale, sempre per questo strumento, per il metodo di esecuzione. Sapete che per suonare le launeddas è necessario il fiato continuo, che rappresenta quasi un unicum a livello mondiale, insomma, nel comparto musicale. Andiamo avanti, e questo che vedete nella figura è un cippo in arenaria, appartiene all'epoca punica, ed è importante perché in basso rilievo sono scolpite 4 persone in atto di danza. Una di queste usa una proto-metaurina, e secondo l'Alziator, che è uno dei massimi studiosi del folklore sardo, questo che è raffigurato con la proto-metaurina, cioè con il copricapo con delle corna, sarebbe ancora riscontrabile nel folklore sardo nei bois di Ottana. Andiamo avanti nel tempo e ce ne andiamo a Zuri, una piccola frazioncina di Ghilarza nell'Alto Ristanese, dove è presente nella mensola esterna di questa chiesa, della chiesa San Pietro, questo bassorilievo delle persone che si tengono per mano, secondo gli studiosi, un ballo a catena. Un'altra informazione invece questa volta ci viene da un libro edito nel 1573 a cura di un autore algherese che risponde al nome di Antonio Lofrasso, e all'interno del libro secondo c'è questa incisione dove vengono ritratte 13 persone che si tengono per mano e formano un cerchio. All'interno del cerchio c'è un albero, e al di sopra dell'albero ci sono 2 suonatori di strumenti a fiato. Altre importantissime fonti invece questa volta ci vengono dall'interno di una chiesa. Si tratta della chiesa di San Pietro di San Bachisio di Bolotona, in provincia di Nuoro, dove sono presenti diversi elementi scultorei. Nei pilastri centrali della navata abbiamo da una parte il suonatore di bissonas. Cosa sono le bissonas? Sono, per esemplificare, le launeddas composte da sole 2 canne. Ai lati di questa figura, come vedete nell'immagine, ci sono 2 gruppi di 5 ballerini, in atto di danza anche questi. Nell'altro pilastro, esattamente di fronte, c'è la figura del suonatore di pipaiolo e tamburino, suonati simultaneamente, così come avveniva anche in Sardegna, sino alla metà del Novecento. Anche in questo caso questa figuretta ai lati presenta 2 gruppi di 5 ballerini. E arriviamo alla metà del Settecento. Cosa succede? Che dalla metà del Settecento in poi arrivano in gran numero i cosiddetti viaggiatori di Sardegna. La Sardegna rappresenta una terra tutta da scoprire, una terra nuova, non si sapeva niente, era alle porte dell'Europa, però non si sapeva nulla. Per cui vengono in Sardegna una nutrita schiera di viaggiatori a caccia di scoperte, a volte di ordine economico e a volte per scoprirla dal punto di vista sociale. Dal punto di vista economico perché? Perché comunque l'Europa si affacciava in era industriale e la Sardegna era una possibile nuova terra da mettere a profitto. Grazie al cielo ne hanno approfittato, insomma. Grazie alle testimonianze scritte di questi viaggiatori, ma anche di altri autori sardi, siamo capaci di ricostruire quelle che sono le caratteristiche principali del ballo. Scusate, ho sbagliato. Ecco cos'era il ballo. Il cerchio era la figura basilare in tutti i balli. Cioè tutti gli scrittori che hanno descritto di balli e quant'altro hanno detto che non esisteva nient'altro se non il cerchio, cioè la gente ballava in cerchio.
Esisteva tuttavia anche le serpentine, come ho detto prima, la riga, la tensione e distensione del cerchio. Un'altra cosa, le coppie si tenevano per mano e generalmente, al contrario di oggi, solo all'uomo era permesso di misurarsi con passi differenti, con improvvisazioni. Al giorno d'oggi vediamo anche le donne sciampitare. 100 anni fa magari non l'avrebbero permesso. Il movimento di ballo era susanzio, non lo dico io, lo dicono studiosi che sono applicati appunto su questa materia. Era questo tremolio cadenzato sempre presente, soprattutto nel ballo che ci interessa da vicino, che è il ballo campidanese. Un tremolio cadenzato, il tronco rimaneva fermo, quello che si muovevano erano solo gli arti inferiori, e cioè le gambe. Tutti i passi dovevano essere compiuti con la massima compostezza, austerità e serietà, affinché nulla dovesse fermare il normale girare del cerchio. Adesso invece analizziamo quelli che sono le cause di maggiori cambiamenti avvenuti nel Novecento sardo. Voi sapete che le tradizioni sono sempre come dire, modificate. Adesso infatti andiamo ad analizzare quelli che sono i cambiamenti nel primo Novecento, ossia in periodo fascista. In questo periodo nascono le OND, Organizzazioni Nazionali del Dopolavoro. Sono organizzazioni che, per quanto riguarda le tradizioni popolari, avevano il compito di valorizzare la cultura popolare dei diversi popoli dell'Italia, solo che lo fecero in maniera distorta, perché incominciarono a proporre dei premi, delle parate. Ovviamente quando si va alle parate o c'è un premio in palio non si va col vestitino povero, ma si va con l'abito di massima gala, magari anche con l'oro prestato dalla vicina, no? Questo ha contribuito a formare dei cliché che sono durati per tutto il Novecento. Non è un caso, ci sono le foto che le testimoniano, che i primi gruppi folk nati negli anni 60, 70 e 80 avessero delle sorte di divise, no? Tutti uguali, perché maggiore ordine, perché è partito tutto in periodo fascista. L'ordine, la disciplina, no? Però sono dei cliché che sono stati creati in periodo fascista e che in qualche modo sono durati per tutto il Novecento. Anche qui c'è, anche per quanto riguarda i balli, qui ci sono le prime invenzioni. Un'altra causa di trasformazione delle nostre tradizioni popolari è il turismo. Le grandi manifestazioni come il Redentore, Sant'Efisio vengono trasformate per non essere solo appuntamenti religiosi, ma anche appuntamenti a scopo turistico, no? Ancora il turismo perché? Perché i primi insediamenti turistici in Sardegna negli anni 60 e 70 erano soprattutto nelle coste. Erano dei villaggi turistici, raramente il turista usciva da questi villaggi turistici. Perché? Perché comunque imperava in Sardegna ancora, aleggiava in Sardegna ancora il fantasma del banditismo, no? Per cui difficilmente il turista si avventurava nella terra dei selvaggi. Quindi da qui la richiesta di numerosi gruppi folk da far esibire all'interno dei villaggi turistici. Andiamo avanti. In questo periodo hanno dettato i dettami, scusate il bisticcio di parole, i dettami per la nuova società fondata sul nuovo. Quindi il vecchio viene buttato, è qui che la maggior parte degli abiti tradizionali purtroppo hanno avuto un altro uso. Forse lo scialle è stato
usato per coprire la lavatrice, insomma. Il vecchio viene buttato, tra cui anche l'abito tradizionale. Un'altra causa principale di trasformazione è sicuramente la televisione. Voi pensate, 40 anni di Sardegna Canta e 20 dell'altra che non ricordo, Annora. Trasmissioni che sì, come dire, da un lato hanno fatto accrescere, come dire, i sardi alle nostre tradizioni popolari, tra virgolette, dall'altro hanno, a mio parere, dato troppo spazio a gruppi che non se lo meritavano, a gruppi palesemente con abiti palesemente inventati, con gruppi che comunque dovevano fare spettacolo, dovevano piacere più del gruppo folk del paese vicino, per cui vi immagino che cosa non si siano inventati. Tutto questo ha contribuito a creare molta confusione, cioè non si riesce più a capire che cosa è il vero, che cosa è il falso, cioè che cosa è appartenuto, cosa è cresciuto attraverso la nostra cultura da quello che si sono inventati. E poi c'è una perdita della memoria storica, perché comunque anche le persone anziane che hanno visto dal vero in gioventù i balli, dopo 40 anni di bombardamenti in Sardegna Canta ricordano quelli che sono i ricordi più recenti. Qual è quindi la situazione attuale? È un campo, quello dei gruppi folk, che non è governato da nessuno. È estremamente variegato. Lo vedete anche voi, ci sono troppi gruppi che usano troppi eccessi, sia per quanto riguarda il ballo, sia per quanto riguarda l'abito tradizionale. Ce ne sono altri che si presentano in modo piuttosto adeguato. Come ho detto prima, non vi è alcuna regolamentazione se non l'autocoscienza. E a distanza di molti anni si è continuato a dare troppa visibilità, come al giorno d'oggi, a un folklore di facciata. A questo punto io nel raccogliere tutte queste affermazioni volevo, trovare un valido motivo per fondare quelle che erano le mie proposte per i gruppi folk. Cioè, chi sono io per dire si dovrebbe fare così anziché cos'ha? Io la risposta l'ho avuta analizzando i termini, semplicemente analizzando i termini. Perché se un gruppo folk si chiama folk, un motivo ci sarà. È un nomignolo che lo distingue da altri, che è un'associazione sportiva che fa sport. Un gruppo folk fa folk. Cosa vuol dire fare folk? Non vi sto a leggere tutto questo, ve lo sintetizzo e dico che in buona sostanza vuol dire studio delle tradizioni popolari, cioè fare folklore. Ancora prima di fare folklore bisogna studiare. È come se andassi io a fare l'ingegnere senza non aver studiato nulla. Anche per il folk, per fare folklore, bisogna studiare. Per quanto riguarda l'analisi degli altri termini, abbiamo detto lo studio delle tradizioni popolari, adesso vediamo cosa vuol dire tradizione e cosa vuol dire popolare. Tradizione vuol dire, questo è preso da un normale vocabolario, vuol dire trasmissione nel tempo di notizie, memorie, consuetudini da una generazione all'altra attraverso l'esempio o testimonianze e ammaestramenti orali e scritti. È molto generico. Se invece andiamo a vedere cosa vuol dire popolari, vuol dire che è relativo al popolo. Una cosa è popolare quando è popolare, quando è riconosciuta dal popolo. Una cosa è popolare intesa come moltitudine di cittadini. Siccome
come ho detto prima, sono termini molto generici. Io sono andato a sondare attraverso le verifiche che avevano fatto altri autori a tal proposito. Alciatore dice: una tradizione è flessibile, cioè può essere cambiata se il popolo stesso vuole questo cambiamento. Mentre invece diventa rigida, come nel nostro caso, perché comunque a Serramaina, come da altre parti, a un certo punto la tradizione non è stata più vissuta, la tradizione è diventata rigida, cioè ferma, non può essere cambiata, proprio poiché il popolo che esercitava determinate danze ha smesso di eseguirle. Quindi, se popolare, come abbiamo detto prima, vuol dire che è relativa al popolo inteso come moltitudine di cittadini, non può essere chiamata tradizione popolare il ballo della croce, perché è un'invenzione, no? Si può chiamare in qualsiasi altro modo. Io non ho niente contro i gruppi, mi fa arrabbiare, mi dà fastidio il fatto che spaccino tutto come tradizione popolare, mentre invece non lo è. Perché se la tradizione è diventata rigida, non si può cambiare, il gruppo folk ha il dovere di studiare e di andare a recuperarsi quelle informazioni che riguardano gli usi e costumi quando erano ancora in uso, non inventare. Anche perché inventare sono capaci tutti. E allora è troppo facile. Quindi il gruppo folk, a mio parere, ha proprio il dovere di studiare. Secondo Cirese, a proposito di popolare, si può uscire dalla genericità dei termini popolare e popolo se questi, di volta in volta, e a seconda del contesto, vengono collocati entro uno o un altro momento storico. Cioè, si parla molto genericamente che apparteneva al passato. Anche il passato va scansionato, no? Un po' come gli abiti. Gli abiti non sono rimasti fissi nel tempo, hanno cambiato man mano che portavano dei nuovi tessuti, cambiavano anche gli abiti, no? Quindi bisogna anche studiare cosa significa appunto questo aspetto di popolare, cioè scansionare il passato. Un altro problema che incontrano i gruppi folk di buona volontà, quali sono? È che quelli che hanno fatto sempre folk nel paese e che hanno una grande esperienza, una grande passione dentro, innalzano il muro verso quelle persone volenterose che magari vorrebbero studiare. Magari come quelli del gruppo folk non si accontentano di via da Icci. Quindi un grande ostacolo è l'esperienza e la passione, che è importante per carità, però per una maggiore consapevolezza di fare folklore è necessario lo studio, è necessario la ricerca e sono necessari i confronti. È necessario anche l'esperienza e la passione, ma non basta. A questo punto apriamo un altro argomento e lo introduciamo con questo: perché fare ricerca. Una seria ricerca nel campo delle tradizioni popolari può dare delle risposte chiare sulle nostre origini. Come fare ricerca al giorno d'oggi? Non è difficile come un tempo. Ci sono delle biblioteche specializzate, addirittura c'è un sistema che si chiama OPAC Sebina Sardegna, dove è possibile rintracciare in quale biblioteca possiamo trovare un determinato libro. È una facilitazione che prima non avevamo. Abbiamo degli archivi storici accessibili, abbiamo la biblioteca digitale, anche lì possiamo trovare numerosi libri già scannerizzati a disposizione di tutti senza pagare nulla. E per fare ricerca sono necessarie anche delle interviste agli anziani per verificare appunto se quelle informazioni che abbiamo trovato nel libro corrispondano alla vita vissuta dai nostri anziani.
E qui vi propongo la piccola ricerca che ho fatto a proposito di Serramanna. Ho trovato in un prezioso libretto di Carlo Pillai una cosa che riguardava il ballo campidanese nella documentazione d'archivio con riferimento all'area campidanese. Qui ci sono diversi esempi di ballo campidanese, parla dei subballi ogai, come veniva fatto nelle diverse piazze campidanesi, e tra queste informazioni ne ho trovato 3 che riguardano Serramanna e ci concentriamo solo su una. Vediamo quella di destra. Non manca qualche allusione ad altri tipi di ballo, come quello del fazzoletto. Ora non intendete il ballo del fazzoletto come quello che... ma in qualche modo c'entra un fazzoletto nel ballo. Come è noto, era questo un campo d'abbigliamento molto usato ed era costante anche nel costume femminile. Saltiamo un attimino, quindi arriviamo a Serramanna. Altrove veniva messo in tasca, ma sporgente, al di fuori, secondo soliamo usare le donzelle massime nei pubblici divertimenti. Ora, di questo documento che riguarda Serramanna, io sono andato in archivio, fortunatamente l'ho trovato, e si tratta di una causa criminale che vede la nubile Ignazia Caria di Samassi in odio, addirittura in odio, del pur nubile Pasquale Maccioni di Serramanna. Furto di un fazzoletto. Qui un po' l'ho tradotto, anche con l'aiuto di Romina. Ieri, al dopo pranzo, mentre verso le ore 3, trovandomi ballando in pubblici balli che si facevano nella piazza contigua al vicinato della chiesa parrocchiale, quando passato vicino a me il nubile Pasquale Maccioni di questo villaggio mi tolse di soppiatto il fazzoletto da naso che tenevo in stacco e che appendevasi per una delle estremità, che sporgeva al di fuori, secondo soliamo da usare le donzelle massime in pubblici divertimenti per una certa gara. È un documento che ci dà una serie di informazioni. In primis che a Serramanna si ballava, poi dove si ballava e quando si ballava, perché è datata 5 gennaio 1846. Ora non ho approfondito, però si dovrebbe trattare di una festa non più in uso in Serramanna, a Serramanna, San Giovanni Nepomuceno, sì. Allora, non è ben chiaro che è da approfondire. Non è ben chiaro che il fazzoletto si usasse durante il ballo da questo documento, però sappiamo da una foto di Sestu, che riguarda Sestu, del 1905 di Cesare Pascarella, che vi farà vedere dopo Cristiano. Anche lì si intravede l'uso del fazzoletto per ballare. Sapete che uso aveva? Era per non entrare in contatto mano nella mano tra sconosciuti, per non toccarsi. Questo è un piccolo esempio che vi ho voluto offrire. Ovviamente tutto il materiale lo avrete, l'ho raccolto per voi. Come ho detto prima, questa fonte ci fornisce una prova su alcuni usi di questo paese, ma è anche vero che nel fare ricerca non bisogna fare riferimento a una sola prova, ma bisogna senz'altro cercarne altre dello stesso genere che diano certezze e valore alla ricerca stessa. È qui che suggerisco alle persone di Serramanna, a chi detiene la memoria storica di Serramanna, di collaborare col gruppo Folk per eventuali domande, per eventuali richieste, per eventuali conferme, come appunto l'uso del fazzoletto. Tutto questo
andrà fatto con pazienza, cioè la ricerca non dura un giorno, non dura 10 giorni. Per me è durato 8 anni, ma potrebbe durare di meno o di più. Ci vuole pazienza, tempo nelle biblioteche e negli archivi storici. Le notizie trovate andranno poi sempre accresciute, confrontate, messe a disposizione del sodalizio, cioè del gruppo folk, e di tutta la comunità. Perché quello che dovrebbe contribuire a fare il gruppo folk è un accrescimento culturale per quanto riguarda la comunità di appartenenza. Tutto questo permette di fare una ricerca filologica, cioè il più vicino possibile alle fonti storiche. Gli errori di valutazione nel fare folklore ci possono sempre essere, nessuno è perfetto, ma è indubbio che attraverso una seria ricerca ci si avvicina il più possibile a presentare un folklore onesto e dignitoso. Quello da evitare, a mio parere, è quello di presentare balli coreografati e abiti tradizionali distanti dai loro canoni come tradizione popolare, perché altrimenti si imbroglia la massa. Consapevolezza del gruppo folk, conoscere le peculiarità del proprio paese, conoscere a grandi linee le fonti storiche e letterarie che riguardano la Sardegna per quanto riguarda abiti, balli e quant'altro, e conoscenza del proprio ruolo. Qual è il ruolo del gruppo folk? L'ho appena detto, quello è un vettore di cultura, cioè è un insieme di persone che dal proprio paese di appartenenza va da un'altra parte e esporta cultura. E se mi permettete, per esportare cultura ci vuole lo studio dietro. Cosa ci dà maggiori consapevolezze? Maggiore rispetto per il proprio abito tradizionale. Dopo che uno ha studiato per realizzare il proprio abito tradizionale e trovato il tessuto adatto, pagato tanti soldi anche per realizzarlo, un po' di rispetto in più per l'abito ci sarà. Indossare le diverse varianti dell'abito, e bastano queste divise. Nei vari paesi c'erano tutte le divise, le classi sociali si dovrebbero rappresentare. Nel farlo confezionare si darà maggiore attenzione alle procedure e alle stoffe da usare. Ancora, avere coscienza che la nostra tradizione è rigida, come ho detto, perché è venuta a mancare la pratica, non possiamo permettere, perché altrimenti diventa altro, perché altrimenti stiamo inventando. Le coreografie potrebbero anche farle, ma presentatele come tale. Si tratta di una nostra reinterpretazione. È sbagliato, è scorretto continuare a presentare un abito di plastica o un ballo coreografato come tradizione popolare. Presentare verbalmente, questo che suggerisco io, quando ci si presenta in pubblico senza coreografie si rischia di essere noiosi, è normale. Dopo 40 anni le persone sono abituate a vedere le coreografie da parte dei gruppi folk. Se uno si presenta senza farle risulta automaticamente noioso. Per cui a questo punto è necessario presentarle e specificare al pubblico che per scelta del gruppo si faranno dei balli senza coreografia. Cominciamo a fare cultura anche noi da questo punto di vista. Le persone hanno bisogno di capire, non ci capiranno tutti, però iniziamo a presentare il nostro repertorio per quello che è, per quello che sappiamo. Nel fare folklore quindi ci sarà portavoce della propria cultura identitaria, e se è vero che dobbiamo rappresentare qualcosa di molto importante come il nostro paese, lo dobbiamo fare in modo saggio e ragionevole, non solo per chiedere soldi. Finisco con una metafora che assomiglia molto a quella che aveva nominato il sindaco. È la metafora del nano e del gigante, dove dice l'uomo è simile ad un nano, l'uomo contemporaneo è simile ad un nano che oggi ha la possibilità di poggiare i piedi sulle spalle del gigante. Il gigante non è altro che la cultura.
Cioè l'uomo contemporaneo, il nano, può vedere molto meglio del gigante che rappresenta il passato, proprio perché oggi lui poggia sul gigante della tradizione, della ricchezza storica e della conoscenza del passato. Perciò anche nel fare folklore non si può prescindere dalla documentazione storica, e va trattata come tale, va condannata, va come dire, bandita, bollata, senza mezze misure, l'improvvisazione, il pressapochismo, l'invenzione, il fare le cose per sentito dire, la fantasia e l'imbroglio di massa. Grazie, ho finito.